Buonasera ragazzi, per il brutto tempo ci siamo dovuti fermare e la regia mi ha chiesto di darvi le previsioni del tempo. Non lo so perché mi fanno fare queste cose a me, io non sono adatto a fare queste cose, io sono delle forze speciali. Comunque, la situazione credo che sia drammatica, guardate la situazione. Sta arrivando un sacco di acqua da queste cose blu, le vedete? Vengono verso tutta la Sardegna occidentale. Se vi trovate a pescare da queste parti, sappiate che sarà molto umido. Se per caso abitate al pian terreno, procuratevi una barca, in modo che potete andare via lontano. Se non riuscite a trovare una barca, vi consiglio di strappare la vasca da bagno dal bagno, così potete usarla in caso d'emergenza. Preparatevi sempre al peggio, ragazzi. Ora vedremo la situazione in dettaglio. Noi ci troviamo in questa zona. Il vulcano si trova qui e l'abbiamo quasi raggiunto. Stanotte sicuramente i cinghiali scenderanno a valle perché troveranno il terreno morbido e succoso. Ogni anno in Sardegna succede un fenomeno chiamato ciclo cinghiale, cioè il cinghiale incomincia a roteare tutti quanti assieme e trascinano le nuvole dall'ovest verso l'est. Diciamo che creano questi venti chiamati monsoni dall'altra parte del mondo, ma noi qua volgarmente li chiamiamo montoni. Comunque gli indigeni del luogo conoscono benissimo e ogni anno aspettano i montoni che arrivano ad ottobre per innaffiare tutto il terreno. Bene ragazzi, non resta che salutarci, ci vediamo, ciao! Allora, io parto col video.